In Cagliano su Babbo de Vustetti hai terminato di fare questo cantonere? E su 97. Sei pensionato? Si è pensionato, è stata in pensione prima di suo tempo, su tanto si permetteva e insomma, sapeva ieri, sono già si chiedono di terra che tenia. E sei venuto a vivere noi Sì, in villa? no, a Neonelli si è venuto prima del 93, poi è stato un periodo che babbo sta barrando solo in cantonera e rientra ieri a vita su Saghenava la notte. Non pago il tempo, su via solo che sa prospettiva di sorelle mia di piantare a scuola. Non si ricorda da canto ubicata come... No. Che guardi, è probabile che io tenga che stiu, poi dopo che stiu tutto. La prima carta d'identità che ha fatto a babbo sa essere sul fascismo. Io tengo pagella e tessera di scuola, poi stiu tutto. E una dia, forrocando in un carascio, a Pobio un libretto di pensione di babbo, sì. Ma adesso stipendio proprio, forse sta andando verde adesso. Comunque, ripeto, sulle 50.000. Pigaia che nessuna cosa in più, che uno è figlio, assegno il vendiere. E Nionelli sa uomo in via. Costa sempre. E questa zona di Nionelli come ti dice? E gusta è strarone. Sa via est intitolata a Bonaventura Alighieri. Come ti vede organizzata questo traballo? Comprata il prodotto in Oristano? Ah, si capita io la mandare Oristano in la cosa, andai io geo a comprare. Che non funte io sempre per ogni casa e sul rappresentante veniva da domo a comprare io in nove. Fai io l'ordinazione e poi mi la manda io. In su comunali, traballata gente de Neoneli. Ci puoi pianta questo che pianta su gravoni, Sì. toscani, Sì. continentali. Però dove scia da altra gente pure su Sì, comunali? sono pastore e pianta de Neoneli, canincuno di Ortueri e di Austis. Questa gente di Ortueri, di Auschis, veniva da noi in Neoneli Boitta. E niente in noi a Neoneli, che via professor Murgia, che si vianta residentes a Neoneli, diceva questa tessera, può disegnare uno tanto di varra per ogni componente di questa famiglia. Su sindaco Murgia, che ha organizzato tutto. Sì, è stato bravissimo. Per Neoneli è stato bravissimo, l'ha ricordato tutto volentieri. Anni 50. Sì, penso. È stato sindaco sicuramente pochi in vanno, so 50-55. O forse il primo pure. Poi è stato il primo sindaco eletto dopo guerra. Forse il primo pure. Promuoveva sul trasferimento di gente di Auschis e di Neoneli. Sì, e niente da domandare. Comprando a domo pure. Ma che? Sarà residenza in comune. Basta io questo. Noi sono sindacati innanzitutto che essendo in suo posto conosciamo pure questi pastori di Austis e poi dobbiamo con il suo squadro che lei Antonionelli a rifornire. E poi ti ha fatto, secondo Bustetti, questo suo sindaco? Ma non credo che desse fatto per interesse, non credo, perché non era su tipo. A comprendere probabilmente su bisogno che vi era, e non solo di aggiurare sono neoleso, ma di aggiurare d'intorno pure di Neoneli. Poi il comunale via Manno. Sì, su comunale di Neoneli a mano. Poteva mantenere gente Sì. della vita. Sì.
era affittado a meras pastores. Fu affittata a pastori, sì. Sì. Sa gente che oliata vai però sull'Andiri, Questo viene sono nell'eso, spero, non è letto. Sì. Viene sono nell'eso, che pigaianta. Paganta s'affitto o No, sull'Andiri? no. Non pagaiente nulla e due aristetto che in un periodo che si desagattaianta a guardia forestale, che stindo sull'ande, e mi ricordo che un gruppo che desantaleau sull'ande che stivo e che dante torrau a sparzinare in terra. E s'addianta fatto su viaggio inutile. Che, ripeto, oltre a essa bestia servire a cristianos pur, o a intendere queste cose, di sarà parere che non è possibile, invece fia gai. Sapremo macchina in Neoneli quando è arrivata. La ricordo benissimo. Era una macchina di uno zio di Miriam, di Andrea Gareggio. La prima macchina arrivare a Neoneli. Modello? Si ti ricorda? No, non disco narre su modello, ma via, camminai e più spago di un burrico. Sa prima zia Andrea Gareggio, e sa seconda macchina arrivare a Neoneli era del dottor Rubissi, suo veterinario, e poi canicunattera, come capro macchina che non gente. E sul rifornitore? Sul rifornitore sta arrivato, era dopo, cara esse canto una trentenne anni, so, sul rifornitore. Prima andai a Ghilarza, Oristano, Sorgono, a rifornire. Sa gente del Noneli, frequentata gente de Ardauli, de Auschis, de Sorgono, in noi andanta, poi in festa, Possa festa andai ad ogni luogo, non certo a Auschis, possa a distanza, andanta come Auschis. E Ardauli, Busacchi, Ortueri, Nughedu, sa vita canta. Poi ti fiera quando a peitando. Sa gente del Noneli si coiada, Rusu? Ma primo via a comprare e a si sposare a vita tua. Però forse su Brusu, guarda lì. E chi vuschetti devi calcolare quanti chilometri so via in una settimana a pei, quando vede la pipia. Costei moltiplicherà 7 poghimbe e non più 7 ma 14 poghimbe e di già era sul risultato quanto chilometri si va ieri. Poi andare a scuola. Poi andai a scuola. E a Meri andare a Susarto. No, da chi andai a scuola, no. E due via da chi vai su nei satiri urda, che due via su bisogno e si muovia, certo. Camminate in Sierro con Sania pure? E scapitavo, certo. Tanto mi hai aperto come. Certo, i susturas e poi andai a scuola, da spiegavo. E se obbivia su proprio. E ta gioco giocai ai? E ta gioco tu giocai? Gioco so sas cosas chi biriausu fare. Essendo in su monte, de fronte a sa contonera, dove era una goffa di abba, che non si caia mai, manco insistare. E cricaiausu de nosi serrae cantigheddos de terra, ognuno per conto suo. Questo vi è sorto nostro, abbaiausu. Sa matighetta che due via, non è che festi in vostra renoso, l'irone, mordegu, su che due via. Questo vi è sorto nostro.
No, gioco non si conosciano né bambola né niente, nulla. E non solo un osso che abbiamo su monte, nessuno. Non so viviamo come te vogliono vivere, sono africano so in Africa. Sul cinematografo ci viene. Cinema era uno dei ardaule, farai, dove io che in una orta. Poi io tento questa brillante idea, un frare mio Pietrino, con un parente, io ho comprato questa macchina da presa e dove io ho sogna ghira. Ma un fallimento, la gente non poteva andare a cinema a si pagare e io intendo questa macchina. Regala un titolo del film. Le due orfanelle, proiettato in 9 Agnonelli. Ma dovrò tanta in Savrazza? No, in suo salone parrocchiale. E su Predi permetteva da proiettare? Sì. E questo tempo so che vedo Marzeddo e era abbastanza mani largo. Naturalmente, questa pellicola puoi immaginare, io te voglio andare a Agnonelli in un salone parrocchiale, però